Grazie di essere qui con noi e a te la parola. C'è? Silvio, eccoti qua, Veneto con te, a te il saluto. Veneto, la parola, grazie. Siamo qua, ti ascoltiamo. Sì, ma in quanti siete? Siamo tantissimi, siamo migliaia, Presidente. Qua, con te. C'è Maurizio, Sacconi, Renato, Angelino, sono lì con voi. Qua, sono tutti qua. Allora un saluto affettuosissimo a tutti loro che compongono una splendida squadra di governo e un saluto naturalmente a tutti quanti, e credo che sia anche giusto che noi facciamo questi incontri, queste iniziative che dimostrano come siamo attivi, come siamo vitali, come siamo davvero in Italia il baluardo, e non voglio essere retorico, ma è proprio così, il baluardo della libertà e della democrazia. E io ricordo che proprio nel Veneto Forza Italia prima e poi il Popolo della Libertà hanno saputo realizzare un modello di buon governo che ha favorito lo sviluppo e che ha fatto poi del Veneto, della vostra regione, un punto di riferimento sociale e economico per tutta l'Europa. Ecco, voi sapete bene che la nostra missione è quella di modernizzare il Paese. Abbiamo portato in politica una vera novità, una nuova moralità che non è naturalmente soltanto quella di non rubare, ma è quella di mantenere le promesse. Io lo ricordo sempre, anche nei frangenti attuali, che con la nostra discesa in campo abbiamo cambiato in modo definitivo la politica italiana. Prima gli italiani erano chiamati a votare dai partiti di allora, eppure hanno il merito di aver fatto crescere il benessere d'Italia nella democrazia e nella libertà, ma che si presentavano agli elettori senza dire con chi si sarebbero alleati per formare il governo, senza dire chi sarebbe stato il Presidente del Consiglio, e in effetti ne cambiavano uno ogni 11 mesi in media, e assolutamente senza presentare un programma. Con noi tutto è cambiato, noi abbiamo detto agli italiani noi faremo il governo con questi alleati, abbiamo detto chi sarà il Presidente del Consiglio e abbiamo soprattutto presentato un programma, e la nuova moralità è proprio quella che noi ci riteniamo obbligati a realizzare il programma presentato agli elettori. Quindi noi abbiamo oggi intere sfide davanti, dobbiamo completare il programma di riforme di cui l'Italia e di cui gli italiani hanno bisogno, dobbiamo portare avanti il Paese per superare gli ultimi strascichi della crisi economica e quindi dobbiamo affrontare delle sfide importanti, e credo che dobbiamo farlo con direi la tranquillità che ci deve e che ci deriva dai risultati che abbiamo già raggiunto. Ecco, perché credo che noi abbiamo fatto, possiamo dire davvero che abbiamo fatto in questi 2 anni di governo il nostro dovere fino in fondo, e ci siamo comportati, l'ho detto l'altro giorno in Consiglio dei Ministri, come si comporta un buon padre di famiglia. Abbiamo governato bene, abbiamo governato da persone responsabili, abbiamo portato il Paese e lo stiamo portando fuori dalla crisi economica, e l'abbiamo fatto tutelando i più deboli e sostenendo la ripresa. Abbiamo fatto in modo che nei momenti difficili nessuno si trovasse solo, abbiamo esteso la cassa di integrazione a chi prima non ce l'aveva, anche ai precari, e quindi credo che ci siamo comportati davvero come avevamo promesso di comportarci. Abbiamo affrontato con efficienza massima e con tempestività tutte le emergenze vecchie e nuove che abbiamo ci siamo trovati a dover affrontare, e emergenze che avrebbero piegato chiunque. Vi ricordo Napoli, vi ricordo il terremoto, abbiamo tenuto in Italia la nostra compagnia di bandiera, poi abbiamo avviato un primo pacchetto di riforme
della scuola e dell'università della Gelmini. Ricordo tra l'altro che si sono iniziate le scuole senza che si siano presentati inconvenienti in nessuna parte d'Italia, come invece accadeva ai tempi del governo delle sinistre. Ci sono 8 milioni di ragazzi che vanno a scuola con 700.000 insegnanti. Abbiamo fatto la riforma della giustizia civile e ci da voi Angelino Alfano immagino che ne abbiate parlato. Abbiamo ridato il via, riaperto i cantieri delle grandi opere, abbiamo cominciato a ritornare sul sentiero dell'energia nucleare e qua così, scusate se mi permetto, quando qualcuno ci dice come in questi giorni ma l'Italia cresce meno degli altri paesi europei, noi dobbiamo ricordare a tutti che ci sono tanti fattori che giustificano questa crescita minore, ma che ce ne sono due che sono fondamentali. Uno è proprio il fatto che noi paghiamo, noi famiglie, noi imprese, l'energia che consumiamo il 30, il 40, il 50% di più di quella che la pagano i nostri vicini europei con i quali siamo in competizione. La Francia si è dotata di centrali che forniscono col sistema nucleare l'85% dell'energia che i francesi consumano e quindi abbiamo questo grande handicap